un grande allenatore per un mini torneo. Ho il piacere di presentarvi Peter Laurenschik. Tu sei un allenatore straniero per una squadra italiana, ma però tu hai fatto veramente una grande carriera nell'hockey. Sì, io già alleno in Italia più di 15 anni, ho iniziato a Lives, dopo sono andato a Bolzano, ero a Torino, adesso sono quinto anno Pieve di Cadore. A Pieve di Cadore ti trovi bene? Pieve di Soligo? Pieve di Cadore trovo molto bene, siamo società piccola ma però grande. E tu alleni? Io alleno Under 8, Under 10, Under 12, Under 14, un po' aiuto Under 16, Under 18, siamo due allenatori e ci aiutiamo tutto insieme, però sono responsabile più per giovanili. Un coach a tempo pieno? Tempo pieno, sì, faccio... Come ti sei trovato in questo palazzetto realizzato dal sindaco Dussin per portare anche qui la gioia del pattinaggio? Come ti sei trovato in questo tempo? Io sono qua, se non sbaglio, quarta volta, quindi sempre quando arriviamo qua c'è un'atmosfera bellissima e viene gente a guardare, sicuro è per loro qualcosa nuovo e vogliamo presentare come si ragazzi divertono da noi oppure con hockey. Grazie coach, sei molto simpatico, arrivederci alla prossima volta. Grazie. Stefano, cosa ti sembra di questo mini torneo, di questa giornata straordinaria qui al Palazzetto del Ghiaccio di San Vendemiano? Allora, io mi sono divertito tantissimo, i ragazzi sicuramente anche, sia per l'organizzazione, per la gente, per come è strutturato. Fa sempre piacere venire con i ragazzi a fare un torneo così come è stato svolto oggi. Ecco, io ho visto dei ragazzini di 8 anni circa, 8-9 anni. 6-7. Addirittura 6-7 anni. Sì. Che come pattinaggio sono straordinari, loro vanno, cadono, si rialzano. Hanno una pista a disposizione, in Zoldo sono 4 giorni alla settimana sul ghiaccio, il quinto vanno a fare la partita e allora si pattina bene quando sono così piccoli, dai. Comunque complimenti, perché è importante far fare dello sport ai ragazzi da quando sono piccoli, educarli nello sport è qualità di vita futura. Sì, certamente, io posso prendere in considerazione me stesso che ho giocato tanti anni a hockey, lo sport aiuta nel mondo del lavoro, nel fare una squadra, stare assieme agli altri, che è basilare nella vita. Dai. Grazie coach, arrivederci alla prossima volta. Grazie.
grande piacere e l'onore di essere qui con l'Arese Luciano, che è oggi l'allenatore dell'Under 18 e 16 nel Pieve, sì. Di Pieve. Bene, tu hai avuto una grande esperienza in questo sport. Cosa ti sembra di questa piccola esperienza di un mini torneo Under 8 realizzato in un palazzetto straordinario, voluto a tutti i costi dal sindaco Dussin? Una bella, una piacevole esperienza, perché sono venuto in veste di genitore, c'era mio figlio che giocava, e un bel esempio da portare a tutti i bambini, sperando che si allarghi anche nel Basso Veneto questo sport magnifico che è l'hockey. Senti, raccontami un po' delle tue esperienze nei 30 anni che hai fatto come professionista di hockey. Professionista proprio no, perché in Italia si sa è uno sport minore, però io ho iniziato a 8 anni nelle giovanili dell'Auronzo, e poi sono riuscito a andare a fare un'esperienza a 22 anni in Serie A. Ho giocato 4-5 anni in Serie A in diverse squadre, e poi fino a 2 anni fa facevo un po' i veterani con i miei compagni. Adesso invece, non purtroppo, ho la fortuna di poter allenare, e cerco di portare tutta la mia esperienza, trasmettere la passione ai ragazzi. Io ti ringrazio, perché questo è importante, quello che dici, perché la formazione dei ragazzi da quando sono piccoli a quando diventano anche maggiorenni nello sport è qualità di vita futura. Esatto. Questo è uno sport che non è principalmente come il calcio, che può portare anche a fare una carriera professionistica, però prima che sport è un insegnamento di vita, è uno stile di vita l'hockey. Grazie, ti saluto. Grazie a voi. È stato veramente un piacere conoscerti, e ci vedremo ancora comunque. Grazie a voi e complimenti ancora. Grazie.